Signore e signori, buongiorno e benvenuti al 20° raduno delle bande carniche. Per me è veramente una grande emozione essere di nuovo qua a presentare questa bellissima manifestazione. Il raduno delle bande è un evento che unisce tante persone appartenenti a generazioni diverse che hanno tutte in comune un'unica grande passione, quella per la musica. Si tratta di un'importante occasione offerta dal territorio per conoscere in modo innovativo un modo nuovo per fare musica. La storia delle bande si intreccia in modo imprescindibile con l'identità della comunità ed è spesso nella banda che si impara a conoscere la musica respirando anche i valori della collaborazione e l'incontro tra persone di diverse generazioni, platee dove le emozioni vengono condivise da tutti. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qua a Sutrio 4 magnifiche bande, 3 delle quali appartenenti alla nostra Carnia, e sono la Filarmonica Nascimbeni di Paularo, il Corpo Bandistico Federico Vidale di Forniavoltri, il Corpo Bandistico Val di Gorto di Ovaro e una direttamente dal Medio Friuli, la banda musicale di Reana del Royale. E naturalmente non può mancare la nostra banda di Sutrio che è qua già presente. Vado a spiegarvi in breve il programma di questa manifestazione. Le 4 bande ospiti faranno l'ingresso dai 4 angoli del paese e arriveranno sfilando qui in piazza, dove ad attenderle, oltre a me e al caloroso pubblico, ci sarà la padrona di casa, la nostra banda di Sutrio. Qui tutte ci daranno un assaggio del loro repertorio, esibendosi singolarmente con 2 o 3 brani ciascuna, per poi finire col concertone finale, in cui tutte e 5 le bande si uniranno in un'unica sinfonia. Pensate, avremo bensì 170 bandisti che suonano tutti insieme, uno spettacolo da non perdere. Ma ora diamo inizio alla festa. Sento già che sta arrivando la prima banda che ha dato inizio alla sfilata, partendo direttamente dalla piazzetta di Lamie. È arrivata la Filarmonica Nascimbeni di Paularo. Vi leggo in breve la storia della Filarmonica Nascimbeni. A Paularo il primo complesso bandistico venne fondato nel 1909 dal maestro Ferdinando Nascimbeni ed era formato da una quindicina di elementi. Rimase in attività fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. La Filarmonica Nascimbeni riprese vigore al termine del conflitto ed operò nuovamente dal 1919 al 1928 sotto la direzione del maestro Antonio Cella. Nascimbeni con un altro complesso bandistico locale, nasce ufficialmente la Società Filarmonica di Paularo, partecipò a numerosi concorsi bandistici provinciali negli anni 1931, 32 e 33, ottenendo primi e secondi posti. L'attività venne purtroppo interrotta dai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, ma nel 1946 fu possibile riorganizzare l'organico. Nel 1955, causa l'emigrazione, l'attività venne nuovamente sospesa. Nel 1967 si tentò la rinascita della Filarmonica sotto la guida del maestro Igino Ferigo, anche grazie al prezioso contributo finanziario da parte della popolazione, che permise l'acquisto di alcuni nuovi strumenti musicali. Il maestro Ferigo curò la direzione della Filarmonica sino al 1982. Da tale anno il testimone è passato al maestro Alfio Cella di Paularo, cui va un plauso ed il merito di aver sapientemente istruito numerosi allievi. L'attività del maestro Cella si protrae fino al 2011. Dal 2012 la Filarmonica è stata diretta dal maestro Pasquale Luigi, subentrato al maestro Cella, ritiratosi dopo tanti anni cui era la direzione per motivi di salute. Il maestro Pasquale ha diretto la Filarmonica fino a gennaio di quest'anno, 2017. Attualmente la direzione è affidata al socio Loris Tarussio, il quale ha iniziato la sua attività bandistica con la Filarmonica come suonatore di basso nel 2000 e successivamente, per esigenze organiche, è passato con il ficorno tenore. Ha frequentato nel triennio 2013-2016 il corso per direttori di banda e orchestra a fiato organizzato dalla MIMA, sotto la direzione del maestro Marco Somadotti. Nel 2009 hanno avuto luogo a Paularo manifestazioni celebrative in occasione della ricorrenza del centenario di fondazione, con la presentazione di un libro e di un CD musicale. Attualmente la Filarmonica di Paularo conta una trentina di soci esecutori ed una decina di allievi. Da diversi anni a questa parte vengono immesse nuove leve, il che è di buon auspicio per il proseguo del sodalizio. Allora,
Vi spiego un po' la storia anche del corpo bandistico Federico Vidale di Fornia Voltri. Il corpo bandistico Federico Vidale di Fornia Voltri fu fondato nel lontano 1902 per volontà di alcuni appassionati di musica, tra cui il maestro Cancianus di Prato Carnico. A quel tempo il nostro piccolo paese, Fornia Voltri, contava circa 1400 anime. In seguito, nonostante il calo demografico, la banda mantenne intatto il numero di suoi elementi, componenti che raggiunsero un picco massimo di circa 60 unità negli anni 50-60, per scendere poi ai 35-40 negli anni 90 e stabilizzarsi sui 25-30 dei giorni nostri. La banda Federico Vidale inizia la sua attività con tenace impegno e fatti salvi 2 periodi bellici mondiali, durante i quali per ovvie ragioni non esercita, arriva fino ai giorni nostri grazie all'opera dei maestri Federico Vidale, del quale porta il nome, Celso Romanin, Romano Cecconi, Egidio Del Fabbro, Attilio Cecconi, Maurizio Mune, Elisa Perzani, succeduti via via nella direzione, fino all'attuale direttore, il maestro Mori Sebastianuto, che ci guida dal 2013. Fin da subito il nuovo maestro ha dato un'impronta propria nella conduzione della banda, portando una ventata di entusiasmo e di nuovi stimoli. Già da un paio d'anni sono attivi corsi di orientamento musicali per i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, e corsi strumentistici individuali per ottoni, sassofoni, clarini e percussioni. Risultato di questo importante lavoro è stata la creazione di una piccola banda giovanile che vanta già una decina di componenti. Ad accrescere ulteriormente gli interessi di questo dinamico gruppo sono stati anche i nuovi rapporti di collaborazione con altre bande e rispettivi direttori. È nata così una nuova manifestazione, diventata appunto un appuntamento fisso annuale, denominata Weekend in Musica, che consiste nell'unione di più bande che si ritrovano per un weekend full immersion di musica e altro, in cui si tengono durante le intere giornate lezioni a sezione e lezioni insieme in preparazione di un grande concerto finale che si tiene nella giornata conclusiva dell'evento. Eccoli che arrivano in piazza, accogliamoli con un caloroso applauso il corpo bandistico Federico Vidale di Fornia Voltri. Allora, sta attraversando via Roma il corpo bandistico Val di Gorto di Ovaro. Il corpo bandistico Val di Gorto viene costituito nel 1982 su iniziativa di alcuni genitori per dare un'opportunità di ritrovo e di crescita ai ragazzi della Val di Gano e della Val Pesarina. Fin dall'inizio il corpo bandistico Val di Gorto è diretto dal maestro Giacomo Moro di Sutrio, il quale, forte di numerosi decenni di esperienza in ambito bandistico, ne cura anche la scuola di musica. Negli anni successivi l'incremento del numero degli allievi rende necessario un ampliamento della scuola con il successivo ingresso di altri 2 insegnanti, Mario e Giovanni Donada, quest'ultimo impegnato in seguito anche come direttore a fianco di Giacomo Moro. La scuola di musica negli ultimi anni si è avvalsa inoltre di altri insegnanti, attingendo sia dal bacino interno che da collaborazioni al di fuori della banda.
Partita come una formazione composta esclusivamente da ragazzi, il corpo bandistico Val di Gorto è cresciuto sia nell'età dei suonatori che ne fanno parte, sia nell'organico, che vanta attualmente circa una quarantina di componenti e una decina di nuovi allievi provenienti dai comuni di Ovaro, Prato Carnico, Raveo, Villa Santina, Ravascletto e Tolmezzo. Il repertorio proposto viene rinnovato ogni anno e spazia dal classico al moderno, alla musica originale per banda, cercando di accontentare un pubblico sempre più vario ed esigente. L'associazione ha al suo attivo numerose esibizioni, sia in Italia che all'estero, tra le quali le più importanti tenute in Svizzera, Austria, Croazia, Germania e Repubblica Ceca. Nel 2007 si è celebrato il 25esimo di fondazione del corpo bandistico Val di Gorto, con diverse manifestazioni e con la produzione di un libro, Note di un quarto, e di un DVD, C'è banda, che hanno sintetizzato aneddoti, storia ed attività dell'associazione e vanno ad integrare la pubblicazione La Nesta Banda, realizzata per il 10° di fondazione nel 1992. Inoltre dal 2000 la banda pubblica annualmente un periodico, il Quattro Note, anche sul proprio sito web, che riporta le attività musicali e non effettuate dal sodalizio. L'attuale presidente è Gabriele Crosilla, che ha ricevuto il testimone da Leonardo Agostini dopo 12 anni di intensa attività. Il direttore è Giovanni Donada. Eccoli che vi sentiamo arrivare in piazza. È partita da via 6 novembre, ci raggiungerà tra poco la banda musicale di Reana del Royale. La banda musicale di Reana del Royale, diretta oggi dal maestro Flavio Lucchitta, rappresenta da 40 anni una riconosciuta realtà artistico-musicale della regione. L'obiettivo educativo ed artistico dell'associazione è ribadito fin dall'atto costitutivo e perseguito con metodo e costanza. Fin dalla sua formazione, parallelamente al forte impegno nell'attività concertistica e di servizio al territorio, l'associazione investe nella formazione permanente dei suoi musicisti, curando e gestendo l'attività di scuola di musica della banda musicale di Reana, che oggi conta oltre 70 allievi dai 6 ai 17 anni e ben 13 insegnanti qualificati. Grazie all'attività didattica dei maestri diplomati con precisi obiettivi di crescita musicale, la banda di Reana si caratterizza per una spiccata vocazione giovanile ed un impegno assiduo nella preparazione musicale. Molti bandisti infatti, formatisi fin da bambini attraverso l'offerta formativa dell'associazione, stanno ora proseguendo o hanno già portato a termine il proprio percorso di studio in conservatorio. A riprova di questa continuità didattica e formativa con i percorsi di studio dei conservatori vi è la convenzione tra la banda di Reana, attraverso l'Ambinum regionale, ed il conservatorio di Udine. La qualità musicale ed artistica della banda di Reana è anche testimoniata dal fatto che si dimostrava in grado di attrarre nelle proprie fila musicisti, studenti o diplomati che trovano nell'attività musicale dell'associazione un'adeguata accoglienza
insieme nella scuola di musica. La qualità musicale della banda di Reana è certificata anche nelle partecipazioni ed affermazioni a concorsi nazionali ed internazionali cui ha partecipato. Ultima in termini temporali è la vittoria riportata nell'aprile 2014 al concorso internazionale Flicorno d'Oro di Riva del Garda, seconda categoria, ritenuto uno dei più importanti concorsi bandistici d'Europa. La qualità di questa manifestazione è testimoniata dai protagonisti dei prestigiosi nomi che ogni anno ne compongono la giuria, presieduta nell'occasione dal celebre maestro e compositore belga Jan van der Ross. Nel 2015, in occasione del 40° anniversario della ricostituzione, la banda Reana ha prodotto il suo secondo CD dal titolo Reana, nel quale ogni brano risulta rappresentativo di una diversa collaborazione con musicisti e personalità di rilievo del mondo musicale, avvenuta durante gli ultimi anni di attività. Eccoci, un bel applauso alla nostra ospite, la banda di Reana. Cari amici, il Corpo Bandistico di Sutro vi dà il benvenuto e vi ringrazia per aver accettato di condividere una giornata alternativa all'insegna non solo della musica, ma soprattutto dell'amicizia tra i suonatori. Rassegna che ha avuto inizio a Sutro nel lontano 1985 e ripetuta negli anni dalle 4 bande carniche fino al 2005 con frequenza quasi annuale. La banda di Sutro, capeggiata dal presidente Annio De Reggi, ha voluto fortemente ristabilire questo evento per salvaguardare e rilanciare l'importante manifestazione. Voi sapete che chi ama la musica sa cosa rappresenta nella vita di un essere umano. Uno straordinario patrimonio di idee, emozioni, sentimenti sulla vita e sul mondo che le generazioni del passato mettono a nostra disposizione. L'importanza e soprattutto l'attualità delle bande musicali sta nella fusione tra la tradizione popolare e l'educazione musicale. Una tradizione che noi qua abbiamo voluto salvaguardare e rilanciare attraverso questa rassegna che viene fatta ogni anno nei 4 paesi della Carnia. Perché siamo convinti che la musica rappresenta lo strumento più diretto della conoscenza e dello scambio fra persone di diversa cultura e diversa età, in grado di gettare ponti di dialogo laddove le parole spesso sono inutili. E questa è l'occasione anche che colgo per invitare tutti i bambini, ma anche i bambini un po' cresciuti, ad entrare a far parte di questa grande famiglia, per imparare la musica e per imparare a stare insieme in società. Ogni anno la scuola di musica organizza dei corsi per bambini ma anche per adulti e per poter frequentare questi corsi potete rivolgervi o al maestro Aristide oppure al nostro presidente Annio De Reggi. Penso che anche nelle altre bande ci sia questa importante opportunità e quindi se volete partecipare alle bande basta solo rivolgersi ai vari presidenti per poter fare i corsi. Ora le bande suoneranno alternandosi un brano ciascuno per 2 volte o 3 seguendo l'ordine di arrivo. Quindi inizia la Filarmonica Nascimbeni di Paolaro. Prego maestro.
Allora facciamo un doppio applauso al giovane maestro Loris Arusio. Bravo! Il più giovane maestro che abbiamo qua nella rassegna. Allora, il corpo bandistico Federico Vidali di Formia Voltri. E ora il corpo bandistico Val di Gorto di Ovaro.
grande applauso al corpo bandistico di Ovaro. Adesso la banda musicale di Reana del Royale ci farà sentire un pezzo del proprio repertorio. Applauso alla banda musicale di Reana del Royale. E adesso è il momento della padrona di casa, il corpo bandistico di Sutrio.
applauso alla banda di Sutrio. La bacchetta passa di nuovo al maestro Loris Tarussio. Applauso alla Filarmonica Nascimbeni di Paolaro. E ora tocca di nuovo al corpo bandistico Federico Vidale di Formia Voltri.
Adesso è il momento della banda musicale di Reana del Royale. Corpo bandistico di Sutri.
Sutrio. Ecco, inizia così con la banda di Paolaro, con la filarmonica di Paolaro, il terzo e ultimo giro di danze. Tocca ora al corpo bandistico Federico Vidale di Fornia Voltri.
Antonia Voltri. Ora la banda ha fatto Maestro Donada del corpo bandistico di Ovaro. Un applauso al corpo bandistico di Ovaro Val di Gorto. E ora la banda musicale di Reana di Royale ci delizierà con un altro brano del loro repertorio.
ma non per importanza, al corpo bandistico di Sutrio. Ne vorrei dare la parola al Presidente Annio De Reggi per un breve discorso, brevissimo. Bravo! Buongiorno, sono commosso. Il cielo ci aiuta. È tutto bello con voi, grazie. Grazie per la numerosa partecipazione anche del pubblico qui presente. Io leggo che non sono un politico, e se sbaglio correggetemi. Allora, questo è il 20° raduno delle bande carniche. L'iniziativa partita nell'ormai lontano 85 proprio da Sutrio, interrotta negli anni 90, è stata ripristinata ancora qui nell'anno 2000 e poi da noi ripetuta nel 2005 e 2013. Anche quest'anno abbiamo l'onore di ospitare questo meraviglioso evento, che vorremmo diventasse una tradizione consolidata da ripetere per sempre. Tocca a me fare gli onori di casa e quindi, prima di tutto, rivolgo un caloroso benvenuto ai colleghi presenti, ai maestri, ai bandisti delle bande musicali di Formia Voltri, Ovaro, Paolaro, qui convenute dalle valli della nostra bella Carnia. In particolare permettete che rivolga un benvenuto speciale alla banda musicale di Reana del Royale, amici salita dalla pianura friulana ai quali vorremmo lasciare un ricordo indelebile di questa giornata di musica e di sincera amicizia. Vi accolga il verde delle nostre montagne e l'abbraccio della nostra ospitalità. Sei un po' emozionata, scusate. Saluto le autorità e gli sponsor presenti, i collaboratori e i volontari che non elenco per non correre il rischio di dimenticare qualcuno. La vostra presenza ci onora. Noi oggi siamo qui per rendere omaggio alla musica, straordinario collante che ci tiene uniti in un comune sentiero, rafforzando il senso dell'amicizia e il valore della convivenza. Scopo principale delle bande è l'educazione alla cultura e alla pratica musicale per i giovani attraverso le scuole di musica. Ulteriore scopo è lo svolgimento di attività ricreative, educative, sociali, rivolte a tutta la cittadinanza, promozione e organizzazione di manifestazioni, rassegne, concerti e concorsi, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, promuovendo l'apprendimento e la diffusione delle discipline musicali e favorendo la formazione anche di nuovi gruppi. Ed è questa un'attività di socializzazione che ha una capacità straordinaria di coinvolgimento di tutte le persone e che quindi non può e non deve scomparire.
Da ultimo mi rivolgo a voi come appassionato suonatore, sempre grato alla musica che riesce a toccare le corde del cuore, che emoziona e che conforta, che regala momenti speciali e ha la forza magica di smorzare le tensioni, di alleggerire le pene degli uomini. Grazie dunque alla musica che affratella, che tende fili di unione e di condivisione, che educa i nostri giovani al gusto del bello e li distoglie da allettamenti ingannevoli ed insidiosi. Buona giornata a tutti e che sia un giorno di allegria e festa da conservare gelosamente nel cuore. Arrivederci alla prossima, sempre insieme con rinnovato entusiasmo. Grazie. Ecco, vorrei ora invitare qua a fare un breve discorso l'assessore provinciale Beppino Govetto. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno alle bande che sono qui convenute per questa rassegna delle bande della Carnia con gli ospiti di Leana del Royale. Beh, a giudicare degli applausi che hai avuto, Presidente, c'è da dire che ti vogliono bene veramente, quindi un bene che è ricambiato, quindi hai fatto un lavoro importante, questo significa che lasci un segno ed è importante quello che le bande fanno nei nostri territori, quello che hanno fatto, quello che continuano a fare. Le bande hanno avuto il grande pregio di diffondere la cultura musicale, portare la cultura musicale nei nostri paesi quando non c'era, di diffondere anche la musica cosiddetta colta, fra virgolette, ma soprattutto hanno svolto un ruolo sociale importantissimo, come diceva poc'anzi il Presidente, quindi veramente a loro va un plauso, anche perché le bande al loro interno accolgono persone di ogni età, quindi c'è questa caratteristica intergenerazionale che le distingue e che le dà un significato veramente particolare. E credo che in Carnia in modo particolare, insomma, anche perché qui non avete la fortuna di avere un conservatorio, quindi le bande a maggior ragione hanno svolto un ruolo di cultura musicale, di crescita della cultura musicale e anche di socializzazione. E il fatto che la banda, appunto, come ricordava poc'anzi il Presidente, ha questo compito di unire anche territori diversi, esperienze diverse, quindi fanno veramente un ruolo encomiabile. Grazie veramente ai maestri, agli strumentisti, grazie anche per il lavoro di scuola che fanno, di scuola, quindi di acculturamento. E c'è da dire questo, che anche i repertori delle nostre bande sono veramente migliorati, cambiati, aggiornati, musica anche moderna, e questo vuol dire che c'è anche tanta qualità, e quindi bravi ai maestri, complimenti. Grazie all'assessore Beppino Govetto. E adesso chiamerei il consigliere regionale Enzo Marsilio. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, da parte dell'amministrazione regionale. Credo sia doveroso un ringraziamento innanzitutto ai bandisti, a tutte le persone che durante l'anno lavorano e tengono assieme queste squadre, perché tenere assieme, lavorare, insegnare e essere presenti sul territorio rappresenta comunque uno sforzo, una fatica, anche se credo dia tante soddisfazioni. L'ha detto l'assessore provinciale, l'associazionismo rappresenta uno degli elementi più importanti per tenere vicine e legate le comunità, e il corpo bandistico, chi fa musica, rappresenta ancora la parte più nobile, tra virgolette, di questa volontà di stare assieme. Quindi l'augurio che credo da parte nostra ci debba essere, con ovviamente la possibilità anche di essere accanto vicini nella vostra attività, è quello di poter continuare questa attività, poter lavorare ancora assieme, trovare nuove forze che entrano nei corpi bandistici, perché questo è l'assoluta importanza legata alla scuola di musica, ma anche poi all'attività che i corpi fanno. E naturalmente un augurio che la dirigenza abbia la voglia e la forza ancora di continuare, di essere vicini in questa attività. Un grazie ovviamente a tutti, un grazie al Presidente per il lavoro che ha fatto e per l'organizzazione di questa giornata, ma augurandoci anche che questo evento della rassegna carnica continui anno dopo anno anche negli altri comuni del nostro territorio. Grazie. Allora chiamerei qua adesso il consigliere regionale Ambima, Agostinis Leo.
Signore e signori, benvenuti a questa bella e importante manifestazione. Io vi porto il saluto dell'Ambima della Regione Friuli Venezia Giulia e del suo presidente Eugenio Bollerino, che purtroppo non ha potuto essere presente per quest'oggi. L'Ambima raccoglie la maggior parte, quasi la totalità delle bande in regione ed è a sostegno di tutte le varie attività, organizzando corsi, manifestazioni, un po' di tutto, ma soprattutto sostiene le attività giovanili ed in particolare le nostre scuole di musica. Credo sia la fortuna più grande delle nostre bande, quella di avere tanti giovani nel nostro interno, e le nostre scuole hanno molti giovani che partecipano ai nostri corsi. Mi ha già preceduto la presentatrice prima e anni o poi, ma io credo di rinnovare qui quello che è l'invito a tutti i genitori, agli zii, ai nonni, che è quello di portare i vostri bimbi, i vostri ragazzi nelle nostre scuole di musica, nelle nostre bande, perché la musica è gioia, la musica è voglia di vivere, la musica è saper vivere in compagnia, e in questi momenti la nostra società ne ha tanto bisogno. Grazie. Abbiamo ora qui vicino a noi il consigliere comunale del comune di Ovaro, Michela Morocutti, che vuole fare un saluto al presidente, chiaramente. Buon pomeriggio a tutti, io sarò velocissima assolutamente. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Ovaro, in particolare del sindaco Mara Beorca, che mi prega di augurarvi una buona giornata e un buon ascolto. Da ex bandista del corpo bandistico Cova di Corti di Ovaro sono particolarmente vicina a questa realtà, per cui riconosco valore inestimabile a livello culturale e sociale, quindi mi auguro che ci saranno altre occasioni per incontrarci e buona continuazione di giornata a tutti, grazie. Adesso un altro momento importante, passeremo alle premiazioni, consegniamo un pensierino alle 4 bande presenti, le 4 bande ospiti, un pensiero per me di immenso valore, realizzato da un nostro artista, un nostro compaesano, Michele Moro, un disegno che rappresenta le 5 comunità. La chiesa di Sutrio è posta al centro perché noi vi ospitiamo, e attorno ci sono le chiese madri di tutti i paesi, quindi Forniavoltri, Paularo, Reana del Royale e Ovaro. Sul retro troverete l'inno del Marangon, l'inno di Sutrio, scritto dal maestro Giulio Moro. E questa per me è un'opera molto importante, significativa e di un certo valore anche, perché è stata realizzata completamente a mano dal nostro bravo Michele. Un applauso per Michele, grazie. Michele schivo non vuole presentarsi. Grazie, adesso passeremo. Cominciamo con la banda di Paularo, la prima arrivata. Chiamerei vicino a me il presidente, come mi sfugge il nome, Marco Fabiani. Bravo Fabiano. Sei vecchio. Chiamo adesso il presidente della banda di Forniavoltri, Ferrari Giacomino, l'amico Ferrari.
il presidente della banda di Ovaro Marcuzzi Manlio, vicepresidente. Suonava con la banda di Suprio, ha imparato a suonare con la banda di Suprio e dopo non sa abbandonarli. Verità vera. Chiamo vicino a me il presidente Manolo. Questi cazzo più la bandiera dal no? Sì, così. Come un matrimonio. Momento, E adesso vi chiedo un applauso speciale per la nostra presentatrice, la nostra Sara Dorotea, bravissima. Grazie Sara. Grazie. Sono emozionata, ma Grazie, vai avanti. a volte ritornano. Andiamo avanti. Allora adesso le bande eseguiranno assieme 5 brani diretti alternandosi dai rispettivi maestri. Allora accogliamo con un applauso il maestro della banda musicale di Reana del Royale, Flavio Lucchitta, che dirigerà le bande in Note in Allegria. Europa Mars è il prossimo brano che verrà suonato dalle bande e per il corpo bandistico di Fornia Voltri dirigerà il maestro Aristide Selenati.
parola ora passa al giovane maestro Loris Taruzio che dirigerà le bande in Freude zur Musik. Bravo Loris. Il maestro del corpo bandistico Val di Gorto, Giovanni Donada, dirigerà il prossimo brano, Billotte.
Bravissimi. Grazie maestro Giovanni Ronaldo. E ora il nostro maestro Aristide Selenati avrà l'arduo compito di dirigere questi meravigliosi artisti nell'esecuzione dell'inno nazionale d'Italia. Prego maestro. Allora si conclude con l'inno nazionale questo meraviglioso concerto, però non finisce di certo qua la festa. Infatti siamo tutti invitati tutte le bande sono invitate a una succulenta cena preparata direttamente dal nostro presidente Annio, che ha seguito tutte le puntate di Masterchef per preparare questa cena ed è 3 giorni che cucina, quindi a noi non resta che nel suo vedere cosa ha combinato. E grazie ancora a tutti per aver partecipato numerosi a questa manifestazione e anche al pubblico per aver fatto onore alle nostre bande che si sono dimostrate straordinarie come sempre. E a me non resta che dirvi arrivederci al prossimo raduno, che mi pare sia ad Ovaro, giusto? A Ovaro, ecco, quindi il prossimo anno ci vediamo tutti a Ovaro.